Carina questa idea, no? Una lampada con la parete uguale, non si era mai visto. È importante saper fare la parete ovviamente, ma riportare questo tipo di applicazione anche sul manichino. Adesso vi faccio vedere come si fa. Come al solito tutto inizia con il primus. Sul primer andiamo con una mano di istinto a pennello per prepararci all'applicazione di Zen orizzontale. Allora, dobbiamo arrivare a questo Zen. Per arrivarci partiremo dal manichino a cui abbiamo messo istinto a pennello. Andiamo ad applicare un'altra mano di istinto a pennello e poi col tappeto erboso faremo questa lavorazione Zen e poi lo andremo a lisciare e vi facciamo vedere. Ecco, quando comincia a indurire possiamo con lo spruzzino ammorbidirlo e andare a lisciarlo per avere l'effetto Zen che cerchiamo. Se abbiamo lisciato troppo, nessun problema, riprendiamo in mano il tappeto erboso e facciamo ancora un ritocco. Il prodotto è ancora morbido e si lascia disegnare ancora. A questo punto siamo pronti per una rapida compattatura, ci aiutiamo con lo spruzzino e con la nostra spatolina di plastica andiamo a lisciare il manichino. Adesso con l'aiuto dello spruzzino possiamo andare a compattare definitivamente e lucidare e ottenere l'effetto Zen orizzontale. Allora, questa è pietra Zen, ha bisogno, se necessario, di una piccola carteggiata, se ha delle piccole increspature e poi, come da catalogo, diamo una mano di gioia. Allora, questo è pietra Zen, questo è l'esempio e questo è quello che andiamo a realizzare. Il colore che andiamo a fare è lo stesso, quindi è indicato in questa parte del catalogo, è fatto con il G1GD. Noi andremo a dargli una o due mani di G1GD svelata, quindi un po' tirata con lo spruzzino, in modo che si riescano a vedere i chiaroscuri.
Allora, questo pietra zen adesso è finita, però una protezione con vetro è sempre gradita, perché è un'opera d'arte e è meglio proteggerla. Bello, no? Si chiama zen orizzontale, ovviamente si può mettere anche in verticale, si può fare in tantissimi colori, si possono anche fare diversi abbinamenti, tutto seguendo il vostro istinto e ottenere risultati sempre più creativi. Grazie.